Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento live su friulitv.net, chiaramente aggiornamenti di cronaca accaduti in Friuli, Venezia, Giulia. Apriamo con incidenti stradali per dire che è chiuso in questo momento il tratto Portogruaro-San Stino di Livenza in A4 verso Venezia a causa di un incidente. Uscita obbligatoria a Portogruaro per chi arriva da Venezia e chiusa anche l'entrata di Portogruaro in direzione Venezia. Chiaramente per chi dovrà proseguire verso ovest è automatica l'uscita verso Portogruaro e da lì poi si può prendere la A34 fino a Conegliano e poi scendere in direzione Treviso lungo la A27. Chiaramente se avremo ulteriori aggiornamenti vi daremo informazione. Un lato sinistro della strada invece si è verificato verso le 13 di oggi lungo la statale 13 Pontebana con l'Alto di Tarcento. Violento impatto tra due auto, 3 persone ferite, ma per fortuna fuori pericolo di vita. Nell'impatto tutte e due hanno terminato la loro corsa contro i muri di cinta della sede stradale. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri, i sanitari del 118 per soccorrere i feriti e i vigili del fuoco per le operazioni di recupero e messa in sicurezza della sede stradale. Pesanti ripercussioni al traffico. La strada è stata riaperta alla circolazione poco dopo le 14. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha riammesso la corsa di sindaco di Pordenone Anna Ciriani e la sua lista. Elezioni in programma il 3 e 4 ottobre prossimi, rigettando la sentenza di non ammissibilità causa una irregolarità o vizio di forma durante la compilazione della modulistica raccolta firme. Il network delle Camere di Commercio della nuova Alpe Adria lavora a una macro-regione allargata dell'Alpe Adria. Con l'ingresso odierno nel gruppo della Camera di Commercio di Bolzano inizia un allargamento verso ovest e punta a farsi valere in Europa. Un accordo stipulato a Villa Rusiz in comune di Capriva del Friuli, che testimonia la rilevanza transnazionale assunta da un gruppo che rappresenta i sistemi camerali del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Stiria, Slovenia, Croazia e da oggi anche l'Alto Adige. Del gruppo, come detto, fanno parte la Camera di Commercio della Venezia Giulia, quella di Pordenone Udine, Bolzano, l'Union Camere Veneto, Camere dell'Economia di Carinzia Stiria, Camera Economica Slovenia, Camera Artigianato Slovenia, Camera Economica della Contea di Fiume e la Camera Conteale di Pola. Ammonta a 750.000 euro il bando emanato dall'Agenzia regionale Pelenghe Furlane, l'ARLEF, e finanziato anche dall'assessorato regionale all'infrastruttura e territorio per l'acquisto e l'installazione di segnaletica verticale bilingue italo-friulana conforme alla normativa di tutela della lingua friulana. I beneficiari dei contributi saranno tutti gli enti locali operanti nel territorio di lingua friulana, così come stabilito dall'articolo 5 della legge regionale 1596. Il regolamento, il bando e il modulo sono disponibili sul sito dell'Arlef www.arlef.it. Consegna del Premio Friuli 2021, ideato dall'UNCI, Unione Nazionale Cavalieri d'Italia di Udine. Il riconoscimento, che premia le personalità che si sono distinte nel loro campo dando lustro al Friuli, verrà consegnato a Carlo Taschini, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Udine, all'imprenditrice Luigia Venuti di Russi e all'artista Gianni Borta. La cerimonia si terrà domenica 26 settembre a partire dalle ore 10 all'interno della splendida location dell'Abbazia di Rosazzo. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione live del pomeriggio. Vi diamo appuntamento più tardi per altre news, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te,
Vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.